Buonasera, buonasera, ben ritrovati nello studio 1 di Milano di Sport Italia. Alfredo Pedulla, iniziamo ovviamente la serata dalla giornata perché il Napoli ha dominato il mercato in questa prima fase con Kevin De Bruyne che arriva. Adesso due sono le soluzioni: o il Napoli ha fatto il colpo del secolo perché De Bruyne è un giocatore straordinario in calo negli ultimi 12 mesi, oppure De Bruyne arriva in una fase nel calcio italiano di discesa. Quindi due sono le cose. Pedulla. No, io penso che non sia una fase di discesa, perché comunque lui è un grande campione che può giocare in questa Serie A anche al 70% del suo potenziale. Quindi se io immagino il centrocampo del Napoli con McTominay, con De Bruyne, arriverà credo Musà, mancano dei dettagli sui bonus. Poi c'è il punto di domanda Anghissà che ha delle offerte, Lobotka al momento è lì, ma faranno altre cose. Ritengo che con questa operazione, considerate anche le sue motivazioni enormi, perché lui ha motivazioni enormi legate al fatto che avrebbe voluto continuare, cioè non è che ha deciso lui di andare via dal Manchester City. Sulla grandezza di De Bruyne credo che ci sia poco da dire, che dimostrerà quello che deve dimostrare, proprio perché le motivazioni sono alte. Però poi stasera noi dovremo riepilogare tutte le robe del Napoli che sono infinite, e queste cose confermano, Michele, quello che noi stiamo dicendo un po' da settimane. Il Napoli domina, il Napoli è il padrone del mercato, il Napoli ha una disponibilità economica incredibile, e poi se vuoi andremo reparto per reparto a fare un punto più avanti. Ci andremo naturalmente perché è il Napoli la regina del mercato in questo avvio di stagione. Colpi importanti ma soprattutto le conferme, perché noi parliamo di mercato in entrata, ma il colpo è anche la conferma e la permanenza di Antonio Conte, le grandi trattative che ci sono, poi qualche uscita naturalmente ci sarà, però portare al, quanto ce ne abbiamo oggi? 12 giugno Kevin De Bruyne al Napoli è tanta roba da fare invidia alla Juventus, al Milan, all'Inter. La Juventus che conferma Tudor, ho già parlato, tra poco lo sentiamo, l'Inter che prende Christian Chivu, il Milan che vende Reinders per 70 milioni al Manchester City, il Napoli non vende, trattiene Conte e si presenta con Kevin De Bruyne. Davvero il Napoli è partito fortissimo con il botto, grandissimo colpo non solo per il Napoli ma per la nostra Serie A. Abbiamo bisogno di nomi e quando li prendiamo dobbiamo essere contenti. Il direttore responsabile del settore giovanile del Catanzaro, Massimo Bava. Buonasera direttore, benvenuto, ben ritrovato. Buonasera a voi, grazie. Buonasera, con te parleremo anche di giovani, della crisi del calcio. I giovani non ci sono, tu che comunque hai vissuto, e i giovani li devi crescere, li cresci da anni. Ovviamente mi sembra abbastanza chiaro che è un discorso che tra poco affronteremo insieme. Giovanni Capuano, Radio 24. Ciao, nel Napoli Day. Buonasera, e buonasera a Malum Pasincatu De Laurentiis, piazza il colpo. Michele, ne parleremo anche con Malù, e poi le nostre ragazze Chiara Rabita, buonasera, benvenuta, ben ritrovata, e Vittoria Baghino, buonasera. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Benvenuta, ben ritrovata. Allora, tra poco iniziamo dall'attualità. L'attualità ci porta a Napoli con il grandissimo colpo, e possiamo dirlo, direttore Bava, non è un colpo mediatico, un colpo tecnico, è il colpo che Conte sa come utilizzarlo, perché poi se vogliamo iniziare a parlare del centrocampo del Napoli, McTominay, De Bruyne, qui parliamo da Manchester United, Manchester City, cioè il Napoli si è riscoperto in 12 mesi internazionale da Premier con un centrocampo fortissimo. È importante, direi. Sicuramente il Presidente ha dimostrato subito, già con la conferma e con la riuscita di trattenere il mister Conte a Napoli, di credere in quel lavoro impostato e iniziato l'anno scorso. Con questo acquisto ha dato una grossissima dimostrazione al calcio italiano, ai presidenti, della concretezza che in questo momento il mister Antonio Conte trasmette alla società, perché il mister chiaramente gli aveva detto di arrivare in ritiro con la squadra quasi pronta, e lui al 10 di giugno si è presentato con un acquisto importante, e fa capire che magari al giorno del ritiro metterà ancora qualche tassello per avere un organico importante per affrontare sia la Champions League che i campionati che Coppa Italia. Il Napoli vorrebbe sferrare un altro colpo, che è quello che porterebbe all'attaccante dell'Atalanta, Lookman, però sapete benissimo che l'Atalanta non ha buonissimi rapporti in trattative di mercato con il Napoli. Percassi sa che Lookman deve cederlo, probabilmente, però non vuole cederlo al Napoli, ma preferirebbe l'ipotesi estera, e quindi questa comunque è da verificare, e comunque da... Sì, aggiungo
ovviamente cavalcare con notizia. Alfredo, aggiunge. È giustissimo. È giustissimo quello che hai detto. Noi ricordiamo che la valutazione è di 45-50 milioni, di sicuro nella lista del Napoli, esattamente come nella lista del Napoli per la difesa c'è Beukema, che credo sia un discorso di tempo, di tempistica, perché Beukema ha un accordo con il Napoli. Bisogna soltanto andare a rifinire con il Bologna, ma il Napoli ha una disponibilità che si può avvicinare ai 30 milioni più bonus che il Bologna chiede. Per l'attacco, i due nomi che abbiamo fatto, avendo un po' indirizzato Bonni per direzione Inter, perché è una richiesta di Chivu, il sogno è Nunez, a ruota c'è Lucca che piace anche alla Roma. Quindi Beukema, Nunez, che è l'obiettivo, il sogno, Lucca già segnalato, Bonni che al momento si sgancia perché c'è l'Inter. Sugli esterni offensivi attenzione a Chiesa, perché ne arriveranno due. Il sogno lì è Ndoye, però andare dal Bologna adesso e dire io ho 70 milioni e te li offro per Beukema e Ndoye. Il Bologna è una società ambiziosa, ricca, magari fai prima Beukema e ci torni più avanti, ma sono tutti obiettivi dichiarati che il Napoli vuole perseguire. Mi fai fare una battuta. Capuano. Tu prima hai fatto tutta una ricostruzione del Napoli, il centrocampo fortissimo, che adesso diventa ancora più forte, e ci guardavi. L'unico che diceva il contrario, per un anno, era Antonio Conte, che sosteneva di allenare una squadra di scappati di casa, che doveva arrivare quarta o in conference o tutto, e poi insomma invece ha vinto lo scudetto perché aveva una squadra fortissima. Mi auguro che tutto quello che stiamo raccontando, che racconta una storia inedita per il campionato di Serie A. Io credo che sia veramente la prima volta che a comandare non siano le tre del nord, ma sia una squadra del centro-sud, del sud, in questo caso il Napoli. Non credo ci sia un precedente, quindi è un momento inedito, è un momento particolare. Ecco, io spero che quando fra un mese ricominceremo a parlare ancora, cominceranno a parlare i protagonisti, non ci venga raccontato che il Napoli partecipa e speriamo che gli diano il premio, non so, disciplina, sai, quelle robe lì. Il Napoli è strafavorito, obbligato a vincere lo scudetto, perché su una squadra che ha vinto lo scudetto sta innestando un mercato pazzesco, Alfredo sta facendo i nomi, ma insomma, e tra l'altro in un momento in cui le altre in qualche modo devono ricostruire o correggere o ripartire, o nel caso dell'Inter che sarà comunque una squadra molto forte, avrà l'incognita di una panchina che è tutta da verificare. Quindi il Napoli parte con quelle cose lì e con l'obbligo di arrivare, diciamo, almeno a marzo a giocare la Champions League, cioè non potrà valere il concetto, tu non prendi De Bruyne per trattare la Champions League come spesso Conte in vita sua ha trattato l'Europa League o altre coppe. E quindi è una sfida bellissima e da un certo punto di vista storico. Chiudo, De Laurentiis si sta dimostrando all'altezza di questo momento, sì. E devo dire va applaudito, e bisogna probabilmente anche chiedere scusa a De Laurentiis per sicuramente alcuni tifosi del Napoli, ma diciamo anche in generale gli osservatori, per alcune valutazioni che nel corso degli anni sono state fatte sul presidente del Napoli. Però io mi auguro che Antonio Conte sia all'altezza anche fuori dal campo di questa cosa, perché il Napoli è la nuova ape regina del calcio italiano. Allora Malù, noi abbiamo seguito il Manchester City tutte le settimane, abbiamo mostrato per tutte le settimane una partita di Premier, perché abbiamo l'accordo con Manchester City TV, quindi possiamo riprendere queste immagini, le possiamo far vedere. I nostri telecronisti dicevano sì, durante l'anno De Bruyne non è più quello dell'anno scorso, non è più quello di 2 anni fa. Ha perso qualcosa, ha perso in brillantezza, è un giocatore diverso, perché non ha avuto mercato in Premier? Cioè ti faccio le domande cattive che si fanno tutti. Oppure è stato l'anno sciagurato per De Bruyne come lo è stato per tutto il Manchester City d'altronde? Cioè che giocatore arriva a Napoli? Arriva un giocatore che, come spesso arrivano in Italia, se sta bene fa la differenza, senza fare tanti giri di parole, che spesso in Italia ci piace sempre cercare di andare a cercare i problemi dove non ci sono. Secondo me è affascinato perché tanti giocatori comunque da piccoli sono cresciuti col mito del calcio italiano, e dunque il fatto che comunque c'è Lukaku, che sicuramente l'avrà convinto, Mertens gli ha parlato molto bene, e soprattutto Conte è un allenatore che comunque ha un appeal importante, e lui secondo me viene anche per un progetto, per ricollegarmi a quello che diceva Giovanni, più europeo, perché il Napoli il prossimo anno con questi acquisti deve puntare ad andare lontano in Champions League, proprio addirittura essere una delle possibili sorprese, perché comunque è un mercato, la Champions,
non basterà più solo fare bene in campionato. Penso che anche i tifosi del Napoli sognino a questo punto qualcosa di veramente grosso. Ha avuto degli infortuni, però è un giocatore che tecnicamente può cambiarti la partita in ogni momento. Chi pensava che magari non è del tutto recuperato, il Belgio, la partita appena passata, è stata lui che ha salvato la squadra in un momento di difficoltà. Dunque, se sta bene fisicamente, è un giocatore che nel nostro campionato fa la differenza. È un Napoli scatenato, poi tra poco andremo sul Milan, l'Inter e la Juventus, le parole di Tudor, Roma con Gasperini, Lazio con Sarri, l'Atalanta che inizia a fare mercato, le piccole che ancora devono chiudere il discorso panchine, però Napoli, Alfredo, che sta veramente e davvero facendo una squadra internazionale per provare ad essere una costante per lo scudetto in Italia, ma anche per alzare l'asticella in Europa. Sì, anche perché c'hai diverse manifestazioni e se tu guardi ruolo per ruolo, loro vogliono 2 titolari. Cioè loro in caso specifico Conte con operazioni che stanno chiudendo rapidamente, quindi io devo fare anche complimenti sulla tempistica, perché quando cominci a muoverti a maggio e a maggio c'è in lista De Bruyne, Nunez, poi scarti Jonathan David, tieni Lucca, anche se ripeto il sogno resta Nunez e poi Lucca a ruota e poi provi a prendere l'alternativa di Lorenzo, che è questo ragazzo del 2003, Sanchez del Siviglia. Queste sono le immagini del Ciringhito che hanno documentato oggi l'arrivo di Manna a Siviglia. Sulla tempistica sono anche molto bravi e dobbiamo riconoscere, il centrocampo è assortito, se andrà via Anghissà poi magari arriverà un altro, prenderanno 2 esterni offensivi, hanno Neres dall'inizio, hanno Politano, hanno Lukaku, vogliono un'alternativa importante da affiancare a Lukaku. Più di così non potrebbero fare, cioè loro stanno facendo a giugno quello che di solito si fa a metà luglio, perché si sono mossi a maggio, mentre gli altri a maggio non potevano, e quindi devo fare i complimenti perché è una tempistica giusta, è una programmazione che sottintende la grande intesa che ci sta tra la proprietà e Antonio Conte. Bava? Sono d'accordo con Alfredo perché l'abbiamo detto prima, comunque le grandi società e soprattutto con dei mister così, perché quello che ha fatto capire, la De Laurenti ha fatto capire che dopo il Arrivo tra poco da te, direttore, abbiamo un piccolo problema. Alfredo, dammi un attimo ancora le notizie e poi ritorniamo dal direttore Bava. Direttore Bava, dicevi? Dicevo che sicuramente, anche perché da Torino davano tutti per scontato che Conte arrivava alla Juve, per cui in 48 ore sono cambiati gli scenari, ma ho cambiato probabilmente l'incontro con il presidente, perché ha convinto non a parole il mister Conte, ha convinto, sicuramente avrà presentato un programma, un progetto e il presidente l'ha avallato e gli ha fatto capire con i fatti che quello che lui chiedeva lo stava facendo, per cui, come dice Alfredo, hanno fatto qualcosa di importante e questa è una dinamica che nelle società ultimamente nel calcio italiano non succede, perché abbiamo visto i ritardi, abbiamo visto che le squadre vengono completate più tardi per 1000 motivi, per 1000 scenari che ci sono sul mercato. E quando qualcuno invece sull'ala dell'entusiasmo, Champions League, campionato vinto, la conferma di Conte, il presidente così dimostra che vuole far bene, ma soprattutto sul pianificare il futuro. Come diceva anche sicuramente il collega, deve dimostrare che poi ha degli impegni importanti, perché poi dopo sul campo, poi leggevo adesso di Lucca, leggevo di altri giocatori, per cui se va avanti così in 15 giorni finisce la squadra e i primi di luglio in ritiro c'è la squadra completa. La squadra completa. E vuol dire che parte già anche avvantaggiato, perché le altre società, io quello che leggo, mi dicono che è ancora tutto in alto mare, anche perché... Buongiorno e bentrovati sul canale. Oggi parliamo di una notizia che ha fatto infuriare il popolo napoletano e, lasciatemelo dire subito, con piena ragione. La stampa nazionale, sì, quella dei soliti palazzi, quella che guarda solo a Milano e Torino, ha perso l'ennesima occasione per dimostrare obiettività. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha fatto qualcosa che definire imbarazzante è quasi un complimento. In prima pagina c'è un gigantesco titolo dedicato all'Inter e al rinnovo di Frattesi, ma la notizia del secolo per il calcio italiano, De Bruyne ufficiale al Napoli, viene relegata di lato, quasi fosse un trafiletto di cronaca locale. Aspettate, c'è di più. Invece di celebrare l'arrivo di uno dei centrocampisti più forti al mondo sotto il Vesuvio, cosa fa la Rosea? Lo accompagna con un riferimento polemico su Osimhen, definito ormai un problema per il club solo perché non è stato ancora ceduto. Cioè, fateci capire, abbiamo preso De Bruyne, uno che ha fatto la storia con Guardiola, uno che ha alzato Champions e Premier come fossero coppe di vino e loro si concentrano sul problema Osimhen?
Ad accendere la miccia è stato il nostro Carlo Alvino, che con un post secco e tagliente ha denunciato l'accaduto. Ma cosa vi aspettavate? Ancora una volta l'Altra Italia, quella di questo giornale, dimostra la sua faccia peggiore, quella che soffre nel dover raccontare un Napoli ed una Napoli sempre più forte, sempre più dominante, sempre più cosmopolita. Una narrazione tossica, unidirezionale e discriminatoria. Parole durissime, ma vere, verissime. Perché se il Napoli fa un colpo simile, se porta a casa un top player mondiale in una delle trattative più clamorose degli ultimi anni, devi aprire i giornali con i fuochi d'artificio, non relegare la notizia a lato. Ma sapete che c'è? Forse questo silenzio è la prova più evidente che Napoli fa paura, che il nostro club non è più una sorpresa, è una realtà che non riescono più a ignorare, ma neanche a raccontare con onestà. E allora tocca a noi, tifosi, canali come questo, Voce del Popolo, raccontare la vera grandezza di questo Napoli. Benvenuto Kevin De Bruyne. Qui sei nel posto giusto. E a chi ci vuole ancora piccoli, provinciali, irrilevanti, diciamo solo una cosa: ci vediamo in campo. Voi vi siete sentiti offesi da questa narrazione? Commentate qui sotto, secondo voi è solo distrazione o vera malafede? E soprattutto, quanto vi esalta il centrocampo McTominay-De Bruyne? E ora parleremo anche di Conte e della sua intervista che sta facendo scalpore nelle ultime ore. Andiamo per gradi. Antonio Conte ha parlato e lo ha fatto con coraggio, verità e cuore nel corso di una splendida intervista a Federico Buffa Talks in onda su Sky Sport. Ho rifiutato la Juventus, De Laurentiis ha ammesso gli errori, a Napoli difendiamo lo scudetto. Già solo queste parole meritano di essere scolpite nel marmo a Castel dell'Olio. Conte e la Juve. Nessun accordo, solo rispetto per Napoli. Assolutamente no, non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente. Con questa frase Antonio Conte spazza via settimane di chiacchiericci, voci di corridoio, titoloni da bar sport. Non ha mai avuto contatti con la Juve, anzi ha messo dei paletti chiari. Prima di parlare con altri club ha voluto guardare negli occhi De Laurentiis, chiarire e poi decidere. E ancora. Chiunque si sia avvicinato ha ricevuto un secco no. Io rispetto la mia storia, ma ancora di più rispetto il mio presente. E oggi il mio presente si chiama Napoli. Parole forti, oneste, dirette, come piace a noi tifosi. Nessun teatrino, solo verità, e con una stoccata elegante a chi lo etichetta. Tanti ci marciano sulla mia figura, io sono diverso da tanti. Dietro lo scudetto, studio, sacrificio e subbuteo. Conte ha anche raccontato il dietro le quinte del miracolo azzurro. Dopo il Tottenham ha passato un anno a studiare calcio, anche col suo subbuteo. Tante situazioni le riporto sul subbuteo, sia offensive che difensive. Questo non è un allenatore qualsiasi, questo è un uomo di campo e di pensiero che ha costruito la vittoria mattoncino dopo mattoncino. E quel tricolore, al primo colpo, non era previsto nei piani iniziali, ma frutto di una crescita metodica, un'impresa. I problemi? Sì, ci sono stati, ma Conte ha scelto di restare. Conte non si nasconde, racconta di problemi veri. Mercato tardivo, Gilmour, McTominay, Neres, Lukaku, tutti arrivati all'ultimo minuto. Gennaio shock, con la partenza dolorosissima di Kvaratskhelia. Eppure, nonostante tutto, Conte ha tenuto unito il gruppo, ha lavorato senza alibi, senza creare scuse pubbliche. Grandezza. Quando firmi, ci sono oneri e onori. Ho incassato, ho tenuto duro. Ma poi è arrivato il chiarimento decisivo con De Laurentiis. Mi hanno confermato gli errori. Il primo anno può essere turbolento, ma serve stabilità per migliorare. E io ho accettato di continuare. E perché? Perché c'è uno scudetto da difendere, un progetto da completare, e Napoli non si molla. Il rispetto per Napoli e la Juve? Conte detta la linea. Il passaggio più toccante? Quello sulla piazza di Napoli e sul rispetto per la sua ex Juve. Alla presentazione in estate i tifosi gli chiedono di saltare. Chi non salta juventino è... Ma Conte li ferma. Non mi potete chiedere ciò che non potrò mai fare. E aggiunge, quando andrò via da Napoli non mi metterò a saltare a un chi non salta napoletano è, ci deve essere rispetto. Parole da uomo vero, che non tradisce, che non dimentica, ma che onorando il passato dà tutto per il presente. Antonio Conte è l'allenatore giusto, al posto giusto, nel momento giusto. Ha difeso Napoli, ha scelto Napoli, ha raccontato Napoli con lucidità e passione.
Ora tocca a noi difendere lui, difendere il progetto, difendere quello scudetto che abbiamo conquistato con il sudore e il sangue. Siamo pronti, mister. Si riparte, più forti, più consapevoli. Napoli non si piega, non si svende e non si tradisce. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se anche voi avete apprezzato le parole di Conte e scrivete nei commenti: secondo voi, con questa mentalità, possiamo aprire un ciclo a Napoli?